I licenziamenti dei 56 lavoratori della Exo Italia di Maserà sono stati confermati. L'incontro tra azienda, sindacati e rappresentanti del governo al Ministero dello Sviluppo Economico ha avuto esito negativo. Non solo è confermata la volontà dell'azienda, di proprietà del gruppo americano Crocs, di trasferire in Bosnia e Erzegovina la produzione che fino a maggio veniva effettuata a Maserà al ritmo continuo di 7.000 paia di zoccoli di plastica al giorno, ma è stata anche respinta la richiesta di una conversione industriale del sito avanzata dai sindacati. Bocciata anche la proposta di cassa integrazione straordinaria di un anno avanzata dal Ministero. La notizia è immediatamente rimbalzata da Roma al presidio permanente che i lavoratori mantenevano giorno e notte nel piazzale di fronte ai cancelli dell'azienda, presidio che sarà tolto. La decisione è stata presa stamane al termine di un'assemblea durante la quale è stato riferito nel dettaglio l'esito del tavolo ministeriale. I dipendenti rientrano in fabbrica dove riprenderanno a lavorare fino a metà agosto, dopodiché si aprirà la procedura di licenziamento collettivo. Ora la trattativa si sposta ad un tavolo regionale che affronterà il tema delle liquidazioni.